Sono più di 1.100 i cittadini che dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito. Solo metà di questi ha effettuato tampone molecolare, fortunatamente tutti con esito negativo, prima di arrivare sull'isola. Fa paura il nuovo Covid-19 diffusosi in queste settimane nel sud-est del Regno Unito. Una forma più aggressiva di virus si diffonde cioè molto più velocemente, ma le prime risultanze scientifiche direbbero che è meno letale. Si cercherà comunque di arginarlo per evitare che vanifichi tra le altre cose l'arrivo del vaccino. In Sicilia dallo scorso 14 dicembre fino al 7 gennaio, dice l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza, sono in vigore misure di contenimento dal virus che prevedono tra le altre cose la registrazione al portale siciliacoronavirus.it con la possibilità di inserire l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell'arrivo nel territorio siciliano. Nei principali varchi dell'isola, porti, aeroporti, stazioni eccetera sono inoltre attivi punti di controllo drive-in dove è possibile effettuare gratuitamente un test antigenico rapido. L'ultimo volo proveniente da Londra e diretto a Palermo, decollato poco prima della ratifica dell'ordinanza del Ministero Speranza, ha registrato 3 tamponi positivi e 2 dubbi. E questo è il risultato dei test molecolari su 134 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra, atterrato ieri sera a Palermo. I tamponi antigenici rapidi effettuati dai medici dell'ASP di Palermo e dall'USMAF avevano dato esito negativo. I successivi controlli hanno purtroppo accertato la presenza di 3 contagiati tra i passeggeri che si trovavano tutti in quarantena.